e davanti mi si mette uno che non conosco. Io volevo mangiare, ma se c'hai uno che non conosci sei obbligato a fare un rapporto sociale minimo. Allora che parli di lavoro. Lui sapeva che il lavoro facevo io non sapevo il suo e comincio a parlare. Ogni tanto cerco di abbassare la testa e mi fa un paio di scambi in bocca. Cioè. E si parlava del suo lavoro in maniera disincantata, un po' senza amore, senza... E io colgo l'occasione per chiudere il discorso subito, ci magno. Cambia lavoro se non ti piace. E questo mi dice, ma a 40 anni che mi metto a fare? Chi mi piglia? Perfetto, dico, punto, gioco, partita, mangiamo. La risposta perfetta. Se fai l'ingegnere, l'operaio, il barista, questo era un prete. Io smetto di mangiare, subito. Dico, ma scusa, ma... Cioè, la Chiesa Cattolica non è che fa le selezioni a Harvard, Oxford, eccetera, eccetera. Una cosa sola ti chiede, una, credici. Se non ci credi, che cazzo lo fai a fare? E che palle, mo arriva Pasqua, un sacco di messe. Dico, oh, fa culo, lavoro tu. Non so, è sempre così, la gente non ci crede. C'è anche una trasmissione su TV 2000, ve lo dico. Fate due. Io, all'improvviso, dico, e perché non scopi? Che domanda è? Che c'è? No, scusa, perché non scopi? Non ci credi? Ma che c'è? Quello è il sacrificio che faccio per Dio. Cioè, non era un'imprecazione, era in favore di... Dico, scusa, piuttosto non mangiare. Dico, era obeso, 1,80 m, 140 kg, obeso, si era mangiato tutti gli antipasti, 6 passi al primo, 12 volte la spigola con le patate, dico, non mangiare. Che cazzo fai? Non scopi? Non mangiare piuttosto, no? C'ha un senso. Così quando arriva il tuo momento a Natale, il giorno di Natale proprio, ti inviterà qualcuno a casa, lo so, t'ha fatto tabula rasa la chiesa intorno, non c'è famiglia, c'è niente, ma ti inviterà qualcuno, la tua accolita, quella che viene sempre la messa lunedì, martedì, ti inviterà a pranzo. E tu lì c'è la dimostrazione della tua fede. Perché tutti partono l'esercito di antipasti, lì, primi, secondi, cioè, e tu prendi 60 grammi, pomodoro basilico, spaghettino, semplice, 30 ce li lasci. Passerà la tua accolita, guarderai il piatto e dirai, padre, ma nemmeno tutti l'hanno mangiati? E tu cazzo di momento, te alzi, sai perché lo se ce la fai, se non me li su. Sai perché l'ho mangiati? Perché sono un prete. E finché ci sta un fratello musulmano del cazzo, ebreo, stronzo, cattolico, eccetera, che muore di fame e non posso mangiare, capito? Sempre per Dio, che non è in favore di... Quindi, brutta troia, ipocrita, cattolica di merda, fammi un bocchino perché io scopo, troia, oligoio. Il pane eterno? Sì! Gliel'ho insegnato io questo. E vedi sti preti che fa? Non scopa. Cioè, boffa di mangiare, obesi, scoppia il cuore, ma non scopa. Se il Padre Eterno potesse dire qualcosa, direbbe, amico mio, scopa, io l'ho fatti, il cazzo la figa, io l'ho fatti. Non pensare che, no, il diavolo l'ho fatto sotto, io sopra, no, tutto io. Cazzo e figa. Sai perché? A prescindere dall'estazione sociale, qualcuno se potesse divertire come gli pare. Cazzo e figa, io l'ho fatti. Oh, non mi ascolta questo. Oh, padre, scopa, non mi ascolta. Oh, apri l'audio, non mi ascolta. Oh, lascia sta cazzo di spigola! Deluso. Pensavo che i preti ci avessero qualcosa in più degli altri. Sono rimasto deluso. Sono persone come noi, uguali. Penso che ci sia un'ambizione, una niente, uguali. Come noi. Siccome noi, credo, 7 su 10 siamo scemi, 7 su 10. Tu c'è un problema, vai da uno che 7 volte su 10 è scemo. Ma siccome noi che andiamo a farci risolvere i problemi dei preti 7 volte su 10 siamo scemi, 7 volte su 10 un scemo va a farsi risolvere i problemi a uno che 7 volte su 10 è scemo. Potevamo vincere la guerra secondo te? La partita siamo persa. Se un prete fosse umile, io lo accetterei. Una persona senza esperienza, non ha fatto niente, come può consigliare? Se fosse umile lo accetterei. Vai dal prete e dici, padre, io ho perso il lavoro, mia moglie mi ha lasciato, mio figlio si droga. Il prete guarda e fa, che cazzo vuoi a me? Non so niente io. Niente. Sempre in seminario, tu te drogavi, io stavo a pregare, non so un cazzo, piuttosto, dove si mangia bene qua, su sto quartiere? Io non so niente. Dove sta? Una trattoria? Oh, dove vai? Portami con te!